Anziani a rischio per le ondate di calore in arrivo nelle prossime settimane, che il Comune di Venezia e l'ULSS 3 sono pronti ad affrontare con un apposito piano di intervento. Abbiamo già individuato degli elenchi di pazienti a elevato rischio che verranno monitorati in modo molto stretto e quindi faremo intervenire o i servizi domiciliari o la medicina generale o chi è necessario far intervenire per garantire a queste persone una necessaria sorveglianza e gli interventi necessari. Gli over 65 superano il 26% della popolazione della città e il 30% di quella del centro storico e delle isole. Ben 38.000 sono gli ultra 75 anni, di cui 16.000 vivono da soli. Sono loro i più vulnerabili, ai quali è dedicata la maggiore attenzione. Verrà attivato in maniera, come gli scorsi anni del resto, il telesoccorso, intensificando le chiamate a queste persone fragili che hanno più rischio di altri di avere necessità in caso di ondate di calore. La solitudine, ricordano dal Comune, è uno dei fattori che aumentano il rischio di trovarsi in una situazione di pericolo. Anche per questo l'invito a tutti gli anziani è di rivolgersi al loro medico di base, al farmacista o anche semplicemente ai vicini di casa, oppure di recarsi in uno dei molti ambienti climatizzati aperti al pubblico, come musei, biblioteche e centri anziani. C'è una rete di spazi che verranno messi a disposizione dal Comune e dalla rete dei servizi territoriali dove gli utenti potranno eventualmente rifugiarsi in caso di ondate che vengono segnalate, come sapete, dall'ARPA in modo capillare a tutta la regione. L'elenco completo di questi luoghi si trova in un opuscolo che sta venendo distribuito in questi giorni. All'emergenza caldo è dedicato anche un call center al numero 041 535 1904.